Tre, due, uno. 1, 2, 3. Susi e Patrizio News. Ma che cos'hai al collo? Le palline della tombola? Le palline di Natale. Me le metto anche qua, dai, Sì, bellissimo. Ti stai già preparando? Sì, no, Vabbè, capisco. perché io penso sempre che il 26 di dicembre, il giorno di Santo Stefano, alle 19:30 ci sarà lo speciale Cuba. No, il viaggio a Cuba che ho fatto appunto col telefonino, sì. Raccontando appunto questo bellissimo viaggio che si può fare benissimo in questo periodo, Sì. Andateci, scusa, da adesso in poi è estate Ma spiega col telefonino, non è come dire sminuire. No, è anzi, proprio tu, da autonoma, hai girato quello che hai incontrato. Esatto, è proprio un viaggio diverso, nel senso che non è la solita roba, musica alle Cuba con tutti i colori, no? Cioè, è proprio il viaggio come l'ho fatto io, in camper, guidando il camper. Bah, perfetto. Io l'ho visto, è bello, lo posso dire, e sì che non sono uno che le concede molto, ma in questo caso sì, è molto interessante. Vabbè, comunque, come vedete io sono in pieno periodo natalizio e però voglio segnalarvi le iniziative anche di carattere artistico che il Natale in qualche modo sospinge. Per esempio, Luci d'artista a Salerno. E le strade principali della città diventano uno spettacolo di luci e colori. Ma anche quelle tradizionali sono meravigliose, sì, certo. Quelle cose che fanno per la strada da sempre, bellissima, bellissima, è vero, è molto bello. A Gubbio invece fanno l'albero di Natale più grande del mondo e tra l'altro c'è anche Christmas Land, un percorso dedicato alle tradizioni di Natale organizzato dal Museo Arti e Mestieri. Ma poi tu pensa a Gubbio, dai, bellissimo, bellissimo. Sì. Attenti ai lupi. Ma lascia perdere, vai avanti. Vado avanti, allora, rilancio con Ferrara, no? Perché non è che da meno, no? Allora, ci sono degli eventi bellini, perché per esempio c'è la festa del regalo in piazza Trento Trieste e praticamente è un grande mercato e poi 130 km di luminarie, 130 km di luminarie, meraviglioso, e poi l'albero davanti alla cattedrale e poi un parco invernale da pattinaggio e poi una torre panoramica e un'ambientazione bellissima per i bambini. E a Capodanno poi c'è il famoso incendio del Castello Estense. Dai! A proposito di Capodanno, al Teatro La Fenice a Venezia c'è il concerto di Capodanno, naturalmente si concluderà con il Va Pensiero dal Nabucco e l'Ibiam negli Eticalici dalla Traviata. Quindi un concerto all'insegna di Verdi. Tra l'altro, a proposito di Verdi, io in Slow Tour Padano, che va in onda tutti i sabati alle 15:30 su Rete 4, sono andato anche a Parma e abbiamo parlato anche di Verdi. Va bene. Vai pure avanti. Allora, invece ho letto che a Olbia fanno una cosa tradizionalmente divertente, una cinquantina di babbi natali e una befana fanno una traversata del mare. Dai, è stupendo, non è meraviglioso? A Olbia 50 babbi natali. Dai, ma come lo fanno? Vabbè, è incredibile. Comunque vabbè. È una notizia complicata da dire, nel senso che la World Sustainability Foundation, che sarebbe la fondazione per un mondo sostenibile, detto in altri termini, ha lanciato un progetto One Guest, One Tree Planted. Questo lo capisco, nel senso che è un appello agli hotel, ai resort di piantare un albero per ogni cliente. Allora, avendo lui lo spazio, altrimenti da un'altra parte. No, la fondazione infatti comincia piantando degli alberi in Africa centrale, è un impegno concreto per il turismo responsabile ed è anche un'idea di marketing, perché ci sono dei clienti che quando sanno che la mia presenza pianti un albero, naturalmente sono anche più contenti. Allora, il FAI, Fondo Ambiente Italiano, restituisce a Bergamo uno dei suoi tesori artistici,
hanno riaperto i giardini di Piazza Moroni. Ora, la famiglia Moroni aveva donato appunto questi giardini, ma sono enormi, vedo qua un progetto che è una cosa, è durato 3 anni di ristrutturazione, è un edificio seicentesco, insomma un posto deve essere veramente meraviglioso. E questi Moroni hanno donato tutto questo al FAI, che l'ha ristrutturato e lo ridà alla città di Bergamo, quindi assolutamente da andare a vedere. Bisogna iscriversi al FAI e prendere il biglietto, che è gratuito. Pronto? Pronto, sei tu Elisa? Ma da dove parli? Ah, dall'Australia. Questa è uno spot per ricordarvi Pronto chi viaggia, sì, certo, che è il podcast di Lomar Radio 432. Ma è vero, funziona così: turisti in giro per il mondo al telefono che raccontano il loro viaggio, in questo caso appunto Elisa dall'Australia. Allora, pensionati per caso, vi ricordate? Vogliamo fare anche un format pensionati per caso, no? Ormai sì, abbiamo il physique to roll, no? No, certo, anche l'età. Mi faceva ridere la parola format. Vabbè, un format dei pensionati per caso. L'abbiamo anche depositato, vero? Sì. Allora, è molto importante perché hanno identificato quali sono le città europee ideali per i pensionati. Questo è un lavoro veramente interessante. Allora, c'è Lecce è una delle città più gettonate perché ha un clima mite, buona cucina, gente accoglienti, prezzi accessibili e quindi è un bel posto dove andare a fare i pensionati e a fare ma turismo. Non solo, vai avanti. Poi non solo, Parma, e poi il Portogallo, dove si stima che ci siano un sacco di italiani, 7.000 italiani fra appunto Lisbona e Porto. C'è un motivo qua, perché a un certo punto sembrava, ma non credo che sia ancora valido, che se andavi là non pagavi le tasse sulla pensione, ma vabbè. Non si sa, però infatti, è una buona idea. Sono quelle basi che non durano. Poi Valencia in Spagna, bella Valencia, no? Cracovia in Polonia, no? E Budapest in Ungheria. Quindi chi vuole pensionarsi da qualche parte nel mondo, sa dove può andare, in questo caso in Europa. Lecce mi piace, il Portogallo anche, mi piace l'idea, e Valencia anche, Cracovia un po', vabbè, Budapest sono interessata. Va bene, io vorrei andare in una bocciofila sotto casa, ma comunque lasciamo stare. Andiamo avanti. Ecco, però una novità c'è nel nostro sito. Attenzione, perché questa la devo raccontare io, perché ho conosciuto appunto Jacopo di Berlino, di Viaggio a Berlino, e quindi con Jacopo e la sua agenzia che si chiama Guide in Tour abbiamo una convenzione. Guide in Tour offre delle visite guidate in italiano, è molto importante, molto interessanti nella città, e noi abbiamo una convenzione che insomma che ha un 5% di sconto, ma fondamentalmente poi andate a vedere dove, e andate a vedere anche l'esperienza che ho fatto io, il filmato che ho fatto appunto su Berlino, proprio accompagnata da Jacopo, che è una guida eccellente, assieme a tutte le altre guide di questo gruppo, Guide in Tour. Su Italia Slow Tour naturalmente. No, è importante la guida che ti fa entrare in una situazione è fondamentale. Ti spiega, cioè veramente è un contatto umano importantissimo, così come è importante vedere il filmato di Cuba. Brava, stavo per dire, ma sai che non mi ricordo più quando vai in onda il tuo speciale tu Cuba? Grazie che me lo chiedi. Quando è che vai in onda? Va in onda il 26 dicembre, cioè Santo Stefano, ecco, alle 19:30 su questo canale Italia. Dai. Allora tutti a guardare Cuba, in realtà ne vale la pena. Ciao, alla prossima!